Un primato italiano nel riuscire a coordinare metà della popolazione provinciale nell'incentivare la mobilità da casa al lavoro in bici, quindi riuscire a spostare il traffico veicolare in un sistema di mobilità più salutare sicuramente per le persone, ma quello che è importante è che questi 36 comuni, incentivando la mobilità su bici, daranno dei bonus che potranno essere spesi nei negozi di vicinato. Il rivoluzionario progetto provinciale Bike to Work, che ufficialmente prende il via per un bacino di oltre 400.000 cittadini, è destinato a crescere e a diventare un progetto pilota di ispirazione nazionale. Nato nel 2021 con 4 comuni coinvolti, nel 2023 erano diventati 9 per arrivare ad oggi con 36. Se davvero prenderà piede, numerosi saranno i vantaggi non solo per le comunità, ma anche per i singoli residenti in termini economici, ambientali e di salute. Per essere davvero incisivi è però necessario fare massa critica, motivo per cui l'idea ha coinvolto le singole amministrazioni comunali ad unirsi nel progetto, capofila il capoluogo provinciale. Alcuni amministratori hanno dato simbolicamente avvio all'iniziativa con una breve pedalata congiunta. Non sarà un ruolo facile, per questo ci appelliamo non solo ai cittadini per aderire all'iniziativa, ma anche alle attività commerciali e anche alle imprese che hanno ciascuna un proprio mobility manager per cercare di promuovere questa iniziativa presso i propri dipendenti, ma anche contribuendo all'aumento del fondo premiante per poter estendere sempre di più la mobilità sostenibile nella nostra città. Su questo progetto crediamo molto anche noi come Comune Contermine, quindi facente parte dell'aggregato di Vicenza, e credo che l'importanza di questa iniziativa sia proprio quella del gruppo, cioè di fare gruppo per fare massa critica e veicolare questi messaggi con un respiro maggiore del singolo comune. I lavoratori potranno utilizzare il proprio mezzo per recarsi al lavoro in bicicletta attraverso un'app Ecoattivi, registreranno il loro tragitto appunto e potranno guadagnare fino al massimo di 2,50 € al giorno e fino al massimo di 350 € all'anno.